Albo, logo e agevolazioni tramite il piano di sviluppo rurale. Le malghe tornano al centro dell'attenzione politica veneta con una legge di tutela e promozione che mira a diventare di grande impatto per il comparto malghivo. Siamo la prima regione in Italia ad aver approvato una legge che va proprio a tutelare e a promuovere l'ecosistema malghivo, quindi in Veneto abbiamo circa 700 malghe sulle 4 province, quindi Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, e ovviamente rappresentano un qualcosa di fondamentale e di importante per la tutela della montagna, dei pascoli di montagna, per la biodiversità, ma soprattutto sono anche un grande elemento da un punto di vista turistico. Quando si parla di unicità non si può non citare l'UNESCO e il percorso che potrebbe portare le malghe dell'altopiano a diventare un patrimonio mondiale. Adesso vedremo l'iter, però noi vogliamo proprio valorizzare questo patrimonio, ma soprattutto valorizzare anche il grande lavoro che fanno i malghesi tutti gli anni. Quindi noi vogliamo veramente potenziarle e attraverso questo strumento legislativo daremo anche modo di portare a casa risorse importanti attraverso anche i fondi europei. Fin qui tutto bene, ma chi lavora sull'altopiano segnala da anni come la presenza del lupo stia diventando sempre più difficile da gestire per le malghe, l'allevamento e la filiera agroalimentare. E molti malghesi negli ultimi anni hanno addirittura minacciato di rinunciare all'attività di malga proprio per i problemi che i lupi stanno causando. Da parte del governo c'è uno spiraglio, c'è un'attenzione particolare per risolvere questo problema. Abbiamo approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno dove invitiamo la Giunta a fare il possibile per chiedere una deroga a quella che è la direttiva europea, a questa forma di tutela che ha il lupo. Da tutela della specie a contenimento del numero di lupi in Veneto, il passo potrebbe essere molto breve. Già altri paesi a livello comunitario l'hanno ottenuta, quindi hanno ottenuto dei piani di contenimento di questa specie. Noi non possiamo attendere altri anni.